Ilario Simonaggio, segretario generale FIL CGIL Veneto. Questa mattina un treno merci ha avuto un piccolo incidente, preso fuoco la locomotiva, bloccando così sia la tratta Padova-Venezia che anche la famosa rotonda Fagiolo qui a Padova. Sì, quello che è capitato ha avuto un danno pesante sulla circolazione ferroviaria perché è capitato all'ora di punta e quindi ha impedito ovviamente l'utilizzo dei due binari. Quello che abbiamo segnalato è che in realtà si tratta di macchine vecchie ma sufficientemente affidabili, quindi insomma molto probabilmente adesso sono le indagini in corso, è un cortocircuito. Denunciamo ormai da troppo tempo che esiste una condizione di una flotta di materiale rotabile molto vecchia che andrebbe sostituita a cura della Regione. Segretario, però la motrice era stata appunto certificata e controllata proprio nel mese di luglio. Sì, così ci ha dichiarato Sistemi Territoriali che è la proprietaria del mezzo. È indubbio che adesso bisogna verificare se c'è stata qualche negligenza manutentiva, se è una fatalità quello che è capitato. Però il problema è che anche con i mezzi di superficie in sostituzione, insomma, il problema non si risolve. No, il problema è che noi abbiamo macchine molto vecchie. Io cito sempre il caso di una locomotiva che è tuttora in funzione, che è il 1928. Noi in realtà abbiamo tempi di ammortamento di un mezzo ferroviario di 20 anni. Bisognerebbe che i piani decennali di rinnovo della flotta fossero tali da consentire di mantenere, insomma, dentro questa vita tecnica dei mezzi anche la sostituzione e il ricambio.